Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Sveva dalla bellissima voce, oggi particolarmente. Un abbraccio a Matteo, sempre, amico, prima di tutto amico, ai nostri 14 radioascoltatori, mi dicono che sono qualcuno in più, ai nostri gatti, perché anche i gatti ascoltano la nostra trasmissione, e dai motori d'epoca, dalle auto d'epoca che sono storia, ricordiamocelo. Storia, ed è molto importante avere a mente la nostra storia, fondamentale oggi, la storia e i luoghi e il territorio. Da quello passiamo all'espressione della storia e dei luoghi, cioè il metodo che è stato adottato alla fine come il migliore per i popoli, ed è quello appunto di attribuire ad essi il potere, il Kratos, Demu Kratos. Vediamo che oggi sia il concetto di democrazia sia la sua applicazione sono in gravissima crisi. Abbiamo cominciato a parlarne a giugno dello scorso anno, poco alla volta, piano piano, abbiamo cercato di analizzare qual è la situazione attuale rispetto alla democrazia e alla sua crisi. La crisi è venuta fuori, adesso ne parlano un po' tutti. Da ultimo oggi leggevo il professor Mauro Magatti, che inutile che mi nasconda, lo conosco personalmente, quindi sicuramente c'è un legame, però sul quotidiano schieratissimo, perché è schieratissimo nell'area di sinistra con qual è Avvenire, così come sono schierate le gerarchie ecclesiastiche e cattoliche, mette in risalto proprio la crisi della democrazia e la crisi del suo stesso concetto. Se volete guardare sul web trovate l'articolo, leggetelo, vedrete che vi sono timidi punti di riflessione e di contatto che hanno a che vedere con quello che diciamo noi ogni sabato. Ogni sabato noi analizziamo la democrazia, la effettività della democrazia anche rispetto ai fatti che accadono durante la settimana. Perché? Perché parlare teoricamente del concetto di democrazia è una cosa necessaria, indispensabile, ma poi va applicato. Nel corso dei nostri incontri abbiamo detto che la partecipazione e quindi la responsabilità e quindi l'attenzione all'interesse comune non possono che nascere dal basso. Se questo interesse, che dà luogo a partecipazione, che dà luogo a responsabilità, sono esercitati fin dalla soglia di casa, a quel punto si installa nelle persone, si introietta nelle persone la coscienza di essere responsabili non solo per sé, egoisticamente, ma che ci sono delle relazioni che vanno gestite, verso le quali occorre mostrare il proprio interesse, la propria volontà. Questo è, quindi la democrazia va coltivata così, quindi sotto il profilo istituzionale, strutturale, non può che partire dal basso, quindi autonomia da un lato, ma siccome l'autonomia da soli si muore di fame, autonomia e federalismo, cioè legame con gli altri, perché altrimenti non si campa. E questo è facilmente comprensibile, è la base di quella che può diventare o viene definita una comunità, cioè una comunità viva, che c'è la tutela degli interessi soggettivi e c'è la necessità e la tutela degli interessi collettivi, dei rapporti con gli altri.
c'è la necessità di intraprendere rapporti con gli altri, quando sono compatibili, per quanto siano compatibili. Ecco perché sosteniamo che anche in questo governo, in questa fase storica, essenziale è la presenza della Lega, perché la Lega rappresenta il Democratos, che lo si voglia o no. Mi rendo conto che di questi concetti, dell'approfondimento di questi concetti, per primi, parecchi purtroppo, degli stessi nostri dirigenti parlamentari sono carenti rispetto alle esigenze odierne. Non parlo di Matteo, con il quale discorsi del genere abbiamo fatti per decine d'anni, ma alcuni effettivamente non capiscono, o meglio hanno qualche difficoltà, però devono crescere. Il concetto base devono crescere, ma a farli crescere ci deve essere anche la gente, ci deve essere anche il popolo, il popolo e in questo caso il popolo leghista. Perché? Perché questi sono gli argomenti base, questi sono gli elementi base da cui partire. Elementi base da cui partire e in base ai quali valutare l'azione, i fatti, l'azione del governo, l'azione delle forze politiche, i fatti, l'azione quindi anche a livello internazionale, perché quando si recepisce questo concetto si è in grado a ogni livello di valutare i fatti internazionali. Quel fatto qui è democratico o no? Ecco. Si impara a fare questa distinzione e come cartina di tornasole si ha proprio la democrazia, cioè la teoria secondo la quale dal basso ciascuno di noi è libero e responsabile della sua libertà e responsabile dei rapporti con gli altri. È quello che avviene in famiglia, è quello che avviene nelle aziende, è quello che avviene quando andiamo per strada, quando guidiamo la macchina. È tutto così. E questo lo svolgimento della democrazia, perché è questa essenzialmente. E il fondamento, ripeto, autonomia e rapporti con gli altri, federalismo. Ripeto, stamattina non in questo senso, ma pensieri di questo tipo vengono pubblicati anche dal maggior sociologo cattolico che scrive appunto sull'Emile, il professor Bagatti Mauro. Ora, bene, valutiamo quindi rispetto a questo criterio che abbisogna di due elementi, cioè un elemento storico e un elemento spaziale, il territorio e la memoria che c'è del popolo, che se non si ha riguardo alla storia, se non si ha riguardo alla realtà del territorio, si va a diventare schiavi di chi ti dice cosa devi fare. Se hai memoria, se hai consapevolezza del luogo e delle relazioni del luogo in cui vivi, quindi delle relazioni che coltivi, puoi avere una tua consapevolezza ed avere la consapevolezza di dover esercitare un tuo potere. Guardate la grande operazione che sta compiendo il professor Valditara, anche lui lo conosco e lo saluto, il professor Valditara, il quale sta combattendo sostanzialmente la cultura woke e la cancel culture, cioè la cancellazione della memoria. È evidente che chi vuole schiavizzare, chi ragiona per strutture che si impongono autoritativamente sui cittadini, deve cancellare la memoria. Nel 1939 Stalin fondò l'istituto Andropov a Mosca, un istituto super universitario, dopo gli studi universitario e dopo il post universitario, per studiare la disinformazione,
cioè il modo mediante il quale far apparire una verità, la verità del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, anche se diversa dalla realtà. Questo è lo studio. Su questa cultura tutta la stampa, i cosiddetti intellettuali di sinistra hanno creato una vera e propria cultura della disinformazione. Però a forza di balle non è che si vada lontano, ci si scontra con la realtà. E questo è il momento storico in cui ci si è scontrati con la realtà. E allora qual è il rimedio? Perché è una conseguenza il sorgere della cultura woke, il sorgere della cancel culture, della cultura della cancellazione della memoria. Nel momento in cui non sei più in grado di falsificare la realtà, la verità, la credenza del popolo, perché c'è una realtà che si impone, basta pensare alla realtà della guerra, che è tragica, però è proprio reale, più reale di così, ti arrivano le bombe in testa. A quel punto si cancella la memoria e si cancella il territorio, si cancellano i legami. Tutto dipende dal vertice, dall'alto, quello che qualche autocrate ti dice e pontifica dall'alto. Magari scemenze più finite, però te le inculca dal pulpito. Non è un caso che nel trentennio socialista, almeno trentennio, ma quarantennio almeno, parte dalla rivoluzione del 68, nel trentennio appena trascorso, nelle scuole, ecco l'operazione del professor Valditara, nelle scuole si sia combattuta sia le materie della storia, che sono state messe in un anno, sia le materie della geografia. Nel momento in cui tu togli allo studente la memoria, quindi il tempo, e togli dall'altra parte il territorio, le relazioni del territorio, lo spazio, annulli due elementi su cui si basa la vita umana. Einstein ce lo spazio-tempo ce lo insegna. Bene, nel momento in cui tu fai questa operazione schiavizzi e ottieni il potere. Questo nei fatti, ed è lì da vedere, c'è poco da contestare, nei fatti è quello che è avvenuto, o meglio la tendenza del trentennio, almeno quarantennio probabilmente, socialista, dal quale siamo usciti a partire dal settembre del 22. Questo la storia. Benissimo. Quindi, fatto questo cappello che giova sempre, perché bisogna ripetere, riprendere i concetti per poi poterli applicare, vediamo due fatti di questi giorni, di questi 15 giorni. La dottoressa Ursula Albrecht von der Leyen promuove una raccomandazione, accolta una raccomandazione, promuove una mozione del Consiglio d'Europa trasformata in raccomandazione dal Parlamento, cosiddetto Parlamento europeo, per impiegare 800 miliardi di euro nel riarmo, e lo chiama così. Bene, io, democratico, che penso al potere che dovrebbe spettare a me, dovrebbe spettare alle persone con cui vivo, alle mie comunità, alla mia comunità nazionale, mi domando, ma tu, dottoressa Ursula Albrecht von der Leyen, che potere hai esercitato, che potere di indirizzo hai esercitato? Su cosa si basa una cosa del genere, un provvedimento del genere che va casualmente a intaccare la storia futura economica e il benessere dei nostri popoli europei, perché la meraviglia della cultura europea, la meraviglia dell'Europa è l'insieme di questa iridescente bellezza di tanti popoli con tante culture, tante qualità e anche tanti difetti, che però si compensano tra loro, che aspetta soltanto di poter essere composta in un'Europa dei popoli che oggi non c'è, perché l'Unione Europea è un ente burocratico. Bene, chi sta a capo di questo ente burocratico
propone una cosa del genere che vincola tutti. Casualmente, nello stesso tempo, in Germania si promuove un debito, in modi molto discutibili e anomali, un debito di 500 miliardi di euro per il riarmo. Ora, se Democratos deve essere, qualcuno mi deve spiegare in cosa consiste quella roba qua. Qual è il significato, in modo che io possa in qualche modo almeno valutare, visto che riguarda me, che dovrei essere una particella di quel Democratos, che però mi riguarda. Non si sa. Cioè è un riarmo che non tiene conto, così come è stato pronunciato, del fatto che noi facciamo parte della NATO, che non tiene conto del fatto che senza la NATO non possiamo assolutamente fare niente, che un riarmo dei singoli eserciti, se non coordinato, non ha assolutamente senso, soprattutto che manca il soggetto politico, il comandante ultimo, al quale fare riferimento. Come poi questa cascata di soldi, dove poi vada a finire, mistero assoluto. È mica Democratos, è mica democrazia. Io devo saperle quelle robe qui. O me ne spieghi bene e mi dici, almeno nelle grandi linee, e mi dici come funziona la cosa, o altrimenti io ti dico che quell'operazione qui, ti dico no, perché quell'operazione qui è un'operazione sul quale c'è un punto interrogativo grande come una casa. E ti dico no. E la Lega in Parlamento europeo ha detto no. Un no che è diverso da quello dei pacifisti, a tutti i costi, che in definitiva lavorano per tutt'altro. Un no che è basato sul fatto che c'è un'assenza democratica. Questo come primo aspetto. Che poi sia un qualcosa di strambo lo dimostrano le conseguenze che ci sono state. Il dottor Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica francese, ha convocato insieme agli inglesi un tavolo di volontari, di responsabili, non si capisce il nome che è stato dato, i quali, nelle intenzioni del dottor Macron, avrebbero dovuto decidere di inviare truppe in Ucraina, perché aiutare gli ucraini a combattere oggi significa impedire l'invasione da parte delle truppe della Federazione Russa dell'intera Europa. A parte la discutibilità della cosa, perché qualche dubbio viene, perché questi qua, i russi, hanno impiegato 3 anni a prendersi una fetta, sia pure consistente, il 20% circa, del territorio ucraino, che possano all'improvviso da lì arrivare fino alle rive dell'Atlantico, al capo Finisterre. Qualche dubbio sulla realtà della cosa oggettivamente viene. Che si debba peraltro, visto che la Russia ha creato un'economia di guerra, che si debba provvedere a un ammodernamento e a un attento riarmo all'interno dell'Europa, NATO compresa, a partire dalla NATO, è altrettanto certo. Ma che si debba mandare truppe da quelle parti, e infatti la richiesta è stata bocciata, quello quantomeno suscita qualche perplessità. E rispetto al Democratos, alla democrazia, al potere che spetta al popolo, il popolo si chiede: ma tu mi mandi le truppe, cioè entri in guerra sostanzialmente contro la Federazione Russa, a che titolo? Io popolo ti ho dato l'approvazione? Ti ho detto che una roba del genere posso accettarla? Ecco il no secco di Matteo Salvini, dice robe da matti, sono robe da matti, anche perché c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 11, che dice la guerra tu non la fai. Sarebbe questa una guerra difensiva, ma difensiva rispetto a una minaccia che dell'imminenza non ha le caratteristiche. Guardiamo però anche, sempre sotto il profilo del Democratos, la scelta che
originaria che aveva fatto il dottor Macron insieme ai suoi volontari, ai suoi volonterosi, scusate. È una scelta stramba. Mi ricorda tanto la guerra civile di Spagna del 1936, ecco l'importanza della memoria. Perché cosa è successo in Spagna? Subigrediscono al potere i militari e si formano due fazioni. Da un lato Stalin manda i volontari comunisti di tutta Europa a combattere a fianco dei repubblicani che combattevano il potere militare, e dall'altro lato Hitler e Mussolini mandano le volontari, sempre volontari, tutti belli volontari, tutti esaltati, manda con aerei, truppe, carri armati e i cannoni, mandano le truppe in Spagna a sostegno del governo militare spagnolo. Quindi questo è quello che è successo. Volonterosi, tutti volonterosi. Però guardiamo chi erano i volonterosi. I volonterosi erano Stalin, notissimo democratico, proprio uno dei più grandi criminali della storia, tanto per chiamarlo col nome e cognome, venerato come piccolo padre in alternativa al Santo Padre cattolico dai comunisti italiani fino anche dopo che è morto, quindi dopo il 53. Quindi uno di quelli volonterosi. 2, Hitler, altro personaggio che te lo raccomando, uno dei più grandi criminali della storia, e quindi il secondo protagonista di questa volontà, di questa fraterna volontà, è Hitler, una bravissima persona, e il terzo è Mussolini, che non è un criminale a livello di Stalin e di Hitler. Questo lo dice la storia, redata anche da tutte le ricerche, compreso De Felice, che era il grande storico, che era di sinistra. Quindi però era un dittatore, era un autocrate, perché il fascismo è stata un'autocrazia spinta ai massimi livelli. Ora, i personaggi volenterosi che hanno compiuto e immaginato e messo in atto un'azione di questo tipo erano questi qua. Adesso la storia viene ripetuta dal dottor Macron, dal socialista inglese, guarda caso, tutti socialisti. E guarda caso la mentalità, evidentemente, è rimasta quella. Ora, che mentalità è? È una mentalità, che lo si voglia o no, che non è democratica. Il socialismo, bene o male, che lo si voglia ammettere o non lo si voglia ammettere, nelle sue più svariate sfumature, pur con i suoi meriti storici, che vanno approfonditi, vanno ammessi, vanno studiati, ha un difetto sostanziale dal punto di vista teorico, che si conclude con una dittatura. All'epoca di Marx era ipotizzata la dittatura del proletariato, nelle epoche successive in Unione Sovietica era la dittatura del PQS, del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Nel mondo cosiddetto democratico dei partiti è il dominio, il comando, il dominio delle strutture. La burocratizzazione, attraverso la teoria, la ideologia sussidiaria del burocratismo è il controllo oppressivo del popolo. Ma la finalità è una dittatura, che lo si voglia o non lo si voglia. La finalità non è democratica, non è quella che promuove il potere del popolo, che si esercita come? Secondo i principi di sussidiarietà, cioè ai vari livelli ognuno ha il dovere e ha la responsabilità di manifestare ed esercitare, talora anche in via esclusiva, senza possibilità di ingerenze altrui,
il potere che gli compete, che responsabilmente gli compete, perché non ha interesse solo a se stesso, il democratico, la persona, non ha interesse solo per sé, egoistico, ma ha interesse anche per le relazioni con gli altri. Vive delle relazioni con gli altri. La differenza è questa qui, e non è un caso che dal socialismo siano nati il fascismo, che poi è un socialismo patriottico, siano nati il nazismo, socialismo della nazionalista, sia nato il comunismo in Russia, siano nate le varie forme di socialismo burocratico che oggi hanno la loro espressione abbastanza compiuta in quei potentati extra-statuali fuori dal controllo degli stati che oggi ci dominano e ci controllano attraverso il web, attraverso le tecnologie digitali. Oggi come oggi siamo sottoposti a un controllo di questo tipo. Non è Democratos. Democratos è essere consapevole e avere nelle proprie mani e nella propria responsabilità la propria libertà. La Lega è questo. Ti ringrazio, Sveva, dalla bellissima voce, vi abbraccio tutti quanti, a Dio piacendo, ci risentiamo sabato prossimo. Avete ascoltato Centro Ronchi.